morto a 108 anni lo scrittore ed intellettuale di lingua slovena Boris Pahor, testimone vittima degli orrori del Novecento. Il presidente Mattarella lascia un grande vuoto nella cultura europea. Sciopero nazionale della scuola con sit-in davanti alla prefettura di Udine per chiedere più risorse per il contratto e classi meno numerose, il disagio delle famiglie che a metà giornata hanno recuperato i figli rimasti fuori dagli istituti. Ingerisce un orologio e viene salvato dall'equipe di gastroenterologia dell'ospedale di Udine. La disavventura di un uomo di 52 anni, i medici hanno estratto l'oggetto dallo stomaco del paziente. L'avevano persa e poi creduta morta 13 anni fa. In questi giorni sono stati contattati dalle guardie zoofile che hanno trovato una cagnolina anziana, risalendo ai padroni tramite il microchip. A Udine l'abbraccio con Alba. Ci potrebbe volere ancora qualche giorno per liberare Sottil dall'Ascoli. L'Udinese ha scelto il nuovo allenatore, ma ci sono da risolvere alcune questioni. Possibile anche una contropartita tecnica. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Lutto nel mondo della cultura in regione, ma a livello europeo. Il grande scrittore intellettuale di lingua slovena di Trieste, Boris Pahor, è morto all'età di 108 anni. Nato a Trieste nel 1913, Pahor è considerato il più importante scrittore sloveno con cittadinanza italiana e una delle voci più significative della tragedia della deportazione nei lager nazisti, raccontata in Necropoli, ma anche delle discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il regime fascista. L'intellettuale, testimone in prima persona delle tragedie del Novecento, ha scritto una trentina di libri tradotti in decine di lingue. Se dunque spenta l'anima e il testimone di un secolo, il Novecento, in tutte le sue accezioni più terribili, osservato e sviscerato dalla sua Trieste. Pahor era nato da una famiglia di slavi di origine carsolina, duri, senza lingua né sentimento nazionale, raccontava egli stesso in Figlio di nessuno, l'autobiografia pubblicata da Rizzoli. Pahor fu tra l'altro testimone a soli 7 anni del rogo del Narodni Dom per mano degli squadristi, ma furono i lager l'esperienza chiave per lui. Pahor, più volte candidato al Nobel, era rimasto sempre lucido, malgrado l'età. Dedico le onorificenze a tutti i morti che ho conosciuto nel campo di concentramento e alle vittime del nazifascismo e della dittatura comunista, aveva detto 2 anni fa, sempre nella sua Trieste, ricevendo i titoli di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e quello sloveno dell'Ordine per meriti eccezionali dalle mani dei presidenti della Repubblica Mattarella e Borut Pahor. E in tanti oggi hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pahor, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, voce autorevole della minoranza slovena in Italia, limpida e alta espressione letteraria del Novecento, testimone vittima degli orrori causati dalle guerre, dal nazionalismo esasperato e dalle ideologie totalitarie, interprete della complessità della storia del suo territorio, lascia un grande vuoto nella cultura europea, ha detto il capo dello Stato. Con Boris Pahor, ha aggiunto Dario Franceschini, ministro della cultura, perdiamo un grande scrittore e un gigante del Novecento che ha saputo raccontare con maestria, lucidità e senza sconti l'orrore del lager e della deportazione e condannare ogni forma di totalitarismo. Intellettuale che ha trasformato la propria drammatica esperienza personale in testimonianza utile a comprendere le tragedie del Novecento, scrive in una lettera il presidente della regione Massimiliano Fedriga. La cronaca con un incidente mortale accaduto questa mattina lungo la ferrata in comune di Varmo. Erano le 11 quando una Golf in arrivo dalla strada che collega Fraforeano all'ex strada provinciale 95 si è schiantata contro un camion carico di tondini di ferro. Il conducente della Volkswagen, un uomo di 84 anni residente a Lignano Sabbiadoro, è morto sul colpo, incastrato tra le lamiere. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti anche con l'elisoccorso regionale e dei vigili del fuoco di Udine e Latisana. Cause e dinamica del sinistro sono al vaglio dei carabinieri di Latisana. Da una prima ricostruzione pare che la vittima si stesse immettendo sulla ferrata dall'interno
intersezione, proprio quando sulla strada principale stava sopraggiungendo il mezzo pesante che ha colpito la Golf sulla fiancata sinistra. Inevitabili disagi lungo l'arteria, già teatro di numerosi incidenti. Ed ora parliamo dello sciopero della scuola. È stata una mattinata all'insegna dei disagi per le famiglie della regione, naturalmente anche per gli studenti. Molti di loro questa mattina non sono riusciti ad entrare in classe proprio per la stensione dal lavoro del personale. In questo caso le famiglie in qualche modo si erano attrezzate. È stato più difficile quanto successo nel corso della mattinata, con bambini e ragazzini rimasti di fatto fuori dagli istituti, con la necessità per le famiglie di correre ai ripari per recuperarli. Ma vediamo quali sono le ragioni che hanno spinto i sindacati a manifestare. Chiedono una modifica sostanziale del decreto del governo della scuola, più risorse per il contratto e classi meno numerose. Per queste ragioni il mondo della scuola ha fatto sentire la propria voce. Un centinaio coloro che hanno partecipato al sit-in organizzato questa mattina davanti alla prefettura di Udine. Secondo le primissime stime del sindacato l'adesione sarebbe circa al 50%. Garantire la sicurezza e la qualità abbassando il numero di alunni per classe, aumentando gli organici. Sono solo alcune delle richieste di CGIL, CISL Scuola, che insieme a SNALS e Gilda hanno organizzato questa mattina un sit-in davanti alla prefettura di Udine, in contemporanea alla manifestazione nazionale che si è svolta a Roma. Per noi come sindacato è importante la contrattazione, un rinnovo di un contratto scaduto già da 3 anni, e non si può fare legiferare certe materie che per noi sono fondamentali a livello di contrattazione. Ci sentiamo traditi dopo un lungo periodo di difficoltà dove la scuola ha risposto bene, innovandosi, formandosi da sola rispetto ai problemi derivanti dalla pandemia, anche evitando l'isolamento maggiore che potevano avere i ragazzi, dando continuità del servizio. Ci attendavamo un atto di fiducia sia per il rinnovo del contratto sia per quanto riguarda l'investimento sul futuro. Se pensiamo al nostro Friuli Venezia Giulia, ci sono 2500 cattedre scoperti senza titolari. Da una parte si dice che la scuola è il motore del paese, dall'altra parte si tagliano i posti, non si danno le retribuzioni adeguate, si usano gli stessi soldi che i docenti prendono già per fare una formazione che sicuramente serve, ma non per tutti, e quindi c'è una questione di incomprensione da parte del governo. Se si parla di investimento sull'istruzione ci deve essere un investimento vero e delle risorse necessarie. C'è il PNRR, che ci sia un investimento sulla scuola per la qualità e il diritto all'istruzione dei bambini. Questa la voce del sindacato, poi ci sono i dirigenti scolastici. La scuola ha bisogno di numeri e di qualità, il commento del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia, Luca Gervasutti, secondo il quale a causa della carenza di personale e di alcune figure specializzate la scuola perde finanziamenti necessari per ampliare l'offerta formativa. È opportuno accendere il faro, un grande faro su quello che è il mondo della scuola. L'attenzione non deve mai venire meno. Abbiamo avuto molta attenzione nel periodo della pandemia, speriamo che adesso questa attenzione continui ad esserci, sollevando un problema che però non è solamente quantitativo, ma è anche un problema qualitativo, cioè la scuola ha bisogno di personale in tutti gli ambienti e in tutti gli ambiti formato. Ci sono alcune mansioni particolarmente delicate, penso ai docenti di sostegno per esempio, dove ci sarebbe bisogno di personale con una specifica formazione. Tutto questo molto spesso non avviene. Tra l'altro, soprattutto al personale amministrativo vengono richieste funzioni che un tempo invece venivano svolte direttamente dagli enti preposti. Sì, la scuola oggi riceve molti finanziamenti per attuare progetti anche molto importanti. Molto spesso questi progetti però non vengono realizzati proprio perché in segreteria non c'è personale formato e non c'è personale, come dire, in numero sufficiente per attuare questi progetti. Quindi è un peccato, è una rinuncia anche a risorse importanti, risorse che ci consentirebbero anche di arricchire la nostra offerta formativa.
E intanto da oggi si sono aperte le iscrizioni per i servizi educativi erogati dal Comune di Udine nelle scuole statali primarie cittadine. Le domande di preaccoglienza, post-accoglienza e dopo scuola per l'anno scolastico 2022-2023 dovranno arrivare entro il prossimo 18 luglio. In 3 anni ha letteralmente spennato un friulano. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per truffa. Lo aveva conosciuto quando portava i surgelati a casa sua e della madre. Poi ha carpito la sua buona fede e in quasi 3 anni gli ha spillato circa 100.000 euro. Per questo il giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine ha inflitto a un 50enne di Eboli, all'epoca residente a Udine, 2 anni e 8 mesi di reclusione per truffa e indebito utilizzo di Postepay e Postamat, 8 mesi in più di quanto chiesto dal PM. Il raggiro, ai danni di un uomo residente nell'Interland di Udine, è durato dal febbraio 2015 al settembre 2017. Solo grazie a una segnalazione di Poste Italiane la cosa si è fermata. Inizialmente il truffatore ha chiesto al malcapitato 3.000 euro per pagare alcune multe e interventi chirurgici, poi gli ha fatto contrarre un prestito di 27.000 euro per la sistemazione del tetto di casa, facendosi dare oltre 30.000 euro per aiutare un conoscente. Non contento, ogni mese si faceva consegnare gran parte dello stipendio, in tutto 14.000 euro, lasciandogli 600 euro al mese per vivere. Aveva convinto la vittima che i soldi servivano per pagare le rate del debito, cosa mai avvenuta. E con la scusa di saldare quel debito si era fatto dare una Postepay e un Postamat con oltre 40.000 euro, quasi tutto il TFR della vittima. I soldi sono stati prelevati o giocati al casinò. Infine si è fatto consegnare un Postamat della madre, con il quale ha prelevato quasi 11.000 euro. Il giudice ha disposto anche la confisca di beni del condannato per quasi 30.000 euro. Il militare deve assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane e alla Costituzione. Con questa motivazione il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un alpino del 3° Reggimento Artiglieri Terrestre di stanza in Friuli contro la sospensione di 1 mese per motivi disciplinari. La punizione era stata comminata perché aveva chiesto al sindaco di un paese friulano di poter organizzare incontri pubblici sul commissariamento dello Stato italiano e sulla possibilità di creare una moneta scritturale. Il TAR ha stabilito che tale condotta, anche se riconducibile a semplice superficialità, non è ammissibile perché si tratta di istanze finalizzate al sovvertimento delle istituzioni e di radicale insubordinazione all'autorità statale. Il militare è stato condannato a pagare le spese di giudizio. Danneggiamento, minaccia e resistenza pubblico ufficiale sono questi i reati per i quali ieri i carabinieri della Radiomobile di Udine hanno arrestato al Cittafiera di Martignacco un 31enne di Campoformido, cittadino italiano di genitori indiani. Verso le 6 del mattino la vigilanza ha chiamato le forze dell'ordine per la presenza di un uomo alterato all'interno del centro commerciale. I carabinieri hanno inviato 2 pattuglie. I militari hanno fermato il 31enne, accusato di aver danneggiato le vetrine e le porte di alcuni negozi. L'uomo è comparso stamani per direttissima davanti al giudice Rossella Miele, che ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo l'obbligo di firma. Un giro di vite nel senso letterale del termine è stato impresso questa mattina dal personale del CAFC per dimezzare i consumi dell'acqua del campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. L'operazione è avvenuta attorno alle 9 di questa mattina alla presenza dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e degli agenti della polizia locale. Nelle scorse settimane era stata avviata la prima parte dell'intervento con il rifacimento del pozzetto dell'acqua su suolo comunale all'esterno del campo nomadi. Abbiamo finalmente ripristinato una condizione di equità, spiega l'assessore Ciani. Il servizio di fornitura dell'acqua è garantito, ma la stagione degli sprechi è finita. Il campo nomadi si beve letteralmente circa 100.000 litri di acqua al giorno, continua Ciani. Lo scorso anno il Comune ha pagato 26.000 euro per questo consumo spropositato e irragionevole. Non siamo disposti a continuare a pagare conti del genere. La quota vitale di acqua è stimata in 50 litri al giorno a persona. Il CAFC ha stabilito una soglia di 200 litri al giorno. Di fatto il campo nomadi consumava acqua come fosse una piscina olimpica. Non abbiamo chiuso i rubinetti, prosegue Ciani, abbiamo semplicemente limitato la portata dell'acqua, spiegando ai nomadi le ragioni dell'intervento. Chi vorrà potrà chiedere l'installazione di un proprio contatore e pagare l'acqua effettivamente consumata.
Ingerisce un orologio e viene salvato dall'equipe medica e infermieristica della struttura di gastroenterologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È accaduto ieri, l'oggetto è stato estratto dallo stomaco del paziente, un uomo di 52 anni, evitando possibili complicazioni legate al passaggio lungo il tratto digestivo. A Udine interveniamo su 30-35 casi l'anno, ha spiegato la dottoressa Deborah Berretti, direttore della struttura di gastroenterologia. Di questi 10-15 riguardano i bambini, mentre per il resto si tratta di persone adulte. Il 70% sono ingestioni accidentali, il 30% volontarie che riguardano pazienti con problemi psichiatrici, detenuti o corrieri della droga. La dottoressa ha precisato che l'ingestione di corpi estranei non è un evento raro e la maggior parte di questi riesce a transitare spontaneamente attraverso il canale alimentare e viene poi espulsa, ma il 10-20% rimane intrappolato nell'esofago o nello stomaco e va rimosso per via endoscopica. Meno dell'1% richiede un'operazione chirurgica. I modi e i tempi dell'intervento di estrazione variano in base al tipo e alla forma del corpo estraneo. Parliamo ancora di orologi, ma in questo caso si tratta di qualcosa di decisamente diverso. 300 firme in poche ore. Prosegue con questo ritmo la petizione lanciata ieri sera sulla piattaforma change.org, attivata per chiedere al Comune di Udine e a Banca Intesa di trovare un accordo per ripristinare il mega orologio con termometro di Piazzale Osoppo, smantellato fra lo stupore dei cittadini dal tetto di Palazzo Midena la mattina di venerdì 20 maggio. La nostalgia per uno dei simboli del capoluogo friulano aumenta di giorno in giorno, soprattutto tra i passanti e gli automobilisti che, entrando in città, non trovano più uno dei punti di riferimento che da decenni li accoglieva e li informava. Per 40 anni, si legge nelle motivazioni della raccolta firme, in qualsiasi modo si arrivasse in Piazzale Osoppo, tutti facevamo la stessa cosa, alzavamo lo sguardo e leggevamo l'ora e la temperatura. L'orologio è stato abbattuto come un gigante vecchio e inutile, spiega il promotore dell'iniziativa, per questo chiediamo il ripristino di un pezzo di storia. Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha visitato la sede di Generali a Trieste, intervenendo sui temi del welfare aziendale e del Family Act. Tra i punti della riforma recentemente approvata dalla Camera ci sarà anche la certificazione per la parità di genere assegnata alle aziende più virtuose. La riforma del Family Act promuove le aziende che si impegnano a sostegno della genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie. Con queste parole il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha evidenziato l'importanza del welfare aziendale nel corso della sua visita a Trieste presso la sede del Gruppo Generali. La riforma, che punta a conciliare sempre meglio la vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile, è stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 6 aprile. Il welfare aziendale, insieme alla riorganizzazione delle forme del lavoro, risulta un investimento strategico per il Paese, perché il Paese oggi riparte certamente sugli investimenti del PNRR, ma lo può fare con il coinvolgimento davvero di tutte e di tutti, a partire in particolare del lavoro femminile e da quello giovanile. Su questo il Family Act investe in modo specifico e anche la certificazione per la parità di genere, che porterà e promuoverà aziende che hanno la capacità anche di mettersi in campo per una riforma, quindi su questo tema il welfare è fondamentale, con vantaggi da un punto di vista fiscale ma anche con vantaggi nell'ambito degli appalti. In materia di welfare aziendale il Friuli Venezia Giulia si pone tra le regioni trainanti del Paese, in particolare per quanto riguarda il lavoro femminile, che vede Trieste al primo posto in Italia con un tasso di occupazione del 65%. Da fine giugno parte finalmente la dote famiglia, che è lo strumento che si affiancherà all'assegno unico universale, con la possibilità per le famiglie di vedersi riconosciute spese effettuate per l'educazione del bambino. E proprio il Gruppo Generali è tra le realtà del territorio più attente allo sviluppo del welfare aziendale. Al suo interno c'è anche una fondazione dedicata al sostegno della crescita dei bambini.
Il welfare aziendale come valore da promuovere non solo all'interno della propria attività, ma nell'intero panorama nazionale. Una mission che il Gruppo Generali di Trieste persegue con convinzione da più di 6 anni, attraverso un progetto che ha portato a monitorare oltre 25.000 aziende del paese per incentivarne lo sviluppo di politiche a favore delle famiglie. Ci muoviamo con un modello davvero distintivo nel patrimonio industriale italiano che si basa su 3 leve. Attraverso il welfare facciamo crescere l'impresa, siamo vicini ai dipendenti e sosteniamo le comunità. Oggi possiamo certamente dire che anche le piccole e medie imprese hanno capito la strategicità di questa azione e attuano modelli di welfare davvero evoluto ed integrato. Dal 2010 Generali dispone anche di un asilo nido per i figli dei dipendenti di tutte le aziende operanti su Trieste. La struttura fa parte della fondazione The Human Safety Net, creata da Generali a sostegno dell'infanzia. La Fondazione si occupa in tutto il mondo, in 20 paesi, dell'infanzia, dei primi anni di vita, con l'idea che se puoi cambiare l'inizio della storia puoi cambiare tutta la storia, quindi accompagnare i genitori nelle situazioni più vulnerabili per sostenere i bambini nel loro sviluppo non solo fisico ma anche emotivo e cognitivo. Quindi si tratta di collaborare tra pubblico e privato e ognuno portare le proprie competenze e la propria rete per cercare di integrare e lavorare assieme a beneficio delle famiglie nei territori dove c'è la nostra azienda. È stata varata questa mattina la prima nave di lusso MSC costruita da Fincantieri a Monfalcone. La nave da crociera Explora 1 è sempre più delineata. La nuova costruzione di Fincantieri, commissionata da MSC Crociere a Monfalcone, è la prima di una serie di 4 giganti dei mari, per un ordine complessivo di oltre 2 miliardi di euro. Questa mattina i vertici delle 2 aziende hanno eseguito il varo. In tutto ogni colosso peserà 64.000 tonnellate e sarà dotato delle più recenti tecnologie disponibili, soprattutto in campo ambientale. Quella attualmente in fase di completamento sarà pronta per il maggio 2023, la prima al mondo peraltro ad essere capitanata da una donna, il comandante Serena Milani di Livorno. Sicuramente siamo ancora poche a livello di comando sulle navi da crociera, però come ho già detto altre volte è un'onda che arriva da lontano e che abbiamo costruito non soltanto noi, le mie colleghe, ma anche coloro che probabilmente non hanno raggiunto posti di livello. Abbiamo negli ultimi 3 anni comprato un Friuli Venezia Giulia a 1,9 miliardi. Questo significa moltissimo di quanto l'azienda è intrecciata con il territorio. E va anche poi specificato che questa grande spending, questa grande spesa locale intercetta anche molte realtà piccole e medie imprese. Sapete che il mondo del trasporto in generale sta studiando un nuovo paradigma sulla propulsione e Fincantieri sarà leader anche sull'innovazione tecnologica. 5 persone sono state arrestate a Trieste per spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività di indagine della squadra mobile di Trieste ha consentito di verificare la vendita di hashish che il quintetto, di origine pakistana, afghana e egiziana, effettuava all'interno di un'area verde di Via Giulia. Ed ora la storia di Alba, una cagnolina smarrita 13 anni fa che ha potuto riabbracciare la propria famiglia grazie all'intervento delle guardie zoofile dell'Organizzazione Internazionale Promozione Animali di Udine. Alba! Alba! Alba, aspetta! Alba! Alba! Amore! Amore! L'avevano pianta 13 anni fa, quando l'avevano persa, convinti che non l'avrebbero più rivista. Anche oggi non sono riusciti a trattenere le lacrime, questa volta di gioia, per essere riusciti inaspettatamente a riabbracciarla. È la storia di Alba, cagnolina di 14 anni, e dei suoi padroni, Alessandro e Ivana. Era il 2009 quando la smarrirono durante una gita fuori porta. La cercarono per giorni interi, distribuendo volantini e bussando alle porte delle abitazioni nella zona della scomparsa. Ma di Alba, che allora aveva 1 anno, nessuna traccia. 13 anni dopo il colpo di scena. Qualche giorno fa le guardie ecozoofile di Oipa Udine sono state chiamate per un anziano cane trovato in un appartamento dopo lo sfratto. Il controllo del microchip dell'animale indica quale proprietario un uomo residente in Veneto. E Alessandro, che assieme a Ivana riceve la chiamata delle guardie zoofile che gli comunicano la straordinaria notizia, alla quale entrambi reagiscono con un urlo di gioia. Ma come, ho detto? È viva! Certo che è viva e sta benissimo. Ah!
sono scoppiata in centro a Verona, Alba evviva, e tutti si sono girati, eravamo in coda per il ristorante e si sono girati Alba evviva, cioè è stata un'emozione veramente bellissima. E così sono corsi al canile per riabbracciare la loro cucciolotta. Purtroppo la settimana scorsa è mancata mia sorella ed è difficile elaborare i lutti. Quando mi hanno detto che è stato trovato Alba, è stato come... Wow, guarda, è stato come... E tutto mi è tornato su e questa cosa che è successa credo mi abbia proprio cambiato. Valvasone, Arzene e Clout trascinano lo Stato davanti al TAR del Lazio per l'esclusione sui fondi del PNR a causa di un cavillo burocratico. Domani l'udienza a Roma, il sindaco Maurmaier, dobbiamo far valere i nostri diritti, ci sono altri comuni nella stessa assurda situazione. Valvasone, Arzene e Clout portano lo Stato in giudizio. I due comuni del Pordenonese rimasti fuori dal bando dei piccoli borghi nell'ambito del PNRR per cavilli burocratici non ci stanno e sono pronti a dare battaglia legale per far valere i propri diritti davanti al TAR del Lazio. Un'esclusione che non è legata a incompetenza, incapacità dal punto di vista di quelle che sono le proposte, ma semplicemente perché secondo i funzionari burocrati romani manca una delibera di giunta del comune di Clout, proprio perché abbiamo lavorato tanto e crediamo che sia giusto che almeno si entri nel merito delle nostre proposte progettuali. Abbiamo deciso di fare questo ricorso, quindi domani ci sarà l'udienza a Roma, attraverso il nostro avvocato abbiamo fatto valere le nostre ragioni. Una situazione che i due comuni condividono con altre realtà in Italia e tutto potrebbe cambiare proprio grazie al Friuli. Sono tanti i comuni che sono stati esclusi in questi mesi dalla stessa procedura. 1791 sono gli enti che hanno partecipato all'iniziativa e già il 10%, forse anche il 15% risulta essere stato escluso perché magari mancava una piccola carta. Dovessero essere assegnate ulteriori risorse, queste potranno essere a disposizione solo di chi è in graduatoria, cosa che, essendo stati esclusi prima ancora della valutazione, per noi non sarebbe neanche riservata. Dal racconto degli inviati sulla guerra in Ucraina al gran finale con Mauro Ferrari tra parole e musica, dai 100 anni della scuola Mosaicisti di Spilimbergo ai 40 del Teatro Incerto. Gli ingredienti della nona edizione della Notte dei Lettori, in programma a Udine dal 10 al 12 giugno, spaziano dall'Agorà alla Transalpina sotto il cielo di Piazza Libertà. 65 eventi e oltre 100 protagonisti sono i numeri della nona edizione della Notte dei Lettori, in programma a Udine dal 10 al 12 giugno con un'importante pagina dedicata a Gorizia. Il tema scelto è dall'Agorà alla Transalpina sotto il cielo di Piazza Libertà, dove protagonista sarà la piazza partendo dall'antica Agorà quale luogo di incontro e confronto. Già nell'anteprima, che è ancora in corso, ho visto la bellezza di 42 incontri che coinvolgono ben 20 comuni. E poi ci sono mostre, ci sono passeggiate, insomma una bella sinergia. Diciamo che questo 2022 è l'anno nel quale è partito il grandissimo treno che ci regala la grandissima opportunità della capitale europea della cultura. Lo regala tutta la regione, ma tutta la regione deve lavorare perché il 2025 sia un anno davvero eccezionale. La cultura rende liberi e la lettura è uno spazio di libertà. Ci sono tanti temi, tanti autori, tanti testi, tante proposte, tante suggestioni, perché la cultura è per sua natura plurale, se non è plurale non è cultura, è indottrinamento, come si voglia chiamare. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo con l'Udinese che mette i ferri in acqua per il nuovo mister, non senza qualche problema da risolvere. Subito dopo le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.